We can rewrite the story. Tonight we're forever young. Cresce la notorietà e di conseguenza crescono i numeri. Al torneo dell'Alpago il magnifico ritrovo del 2 giugno che sulle rive del lago di Santa Croce mette a confronto tutte le categorie giovanili. La 18ª edizione, quindi sono passati 18 anni, siamo cresciuti. In un ambiente giocare dei tornei all'aperto e sull'erba è una cosa per i bambini fantastica. Come società abbiamo fatto il record di 20 società iscritte e 131 squadre con 526 giocatori, quindi un bel numero. Un orgoglio avere un torneo del genere, le ragazze se ne rendono conto perché anche quelle che durante l'anno magari qualche allenamento lo saltano, qualche cosa per lo studio, oggi ci sono. Non solo le nostre, vedo che tutta la provincia partecipa sempre con grande entusiasmo, da Belluno, da Feltre, quelle fuori provincia addirittura ci chiedono quando è possibile venire su, quando lo si fa, per cui è un orgoglio non solo per la società ma credo per tutta la provincia avere una cosa del genere. Dobbiamo sviluppare la pallavolo a Belluno. Queste manifestazioni sono un viatico ovviamente a che questo avvenga e speriamo che oltre a questa manifestazione anche altre manifestazioni di questo tipo servano a far sì che la pallavolo nel bellunese aumenti ancora i suoi iscritti. È vero, ci porterà delle persone, degli atleti da parte di tutto il Veneto, ma è anche altrettanto vero che l'Alpago è predisposto anche per altre attività sportive e ricreative. Al torneo dell'Alpago le squadre che vi prendono parte per la prima volta non solo confermano poi la presenza, ma aumentano i numeri in termini di partecipazione. La pallavolo Sedico, ad esempio, con 11 squadre ha portato in Alpago praticamente tutto il settore giovanile. È una grande opportunità perché portiamo 11 squadre, quindi un bel po', partiamo dal mini volley, arriviamo all'Under 16, una bella opportunità questa per far vedere come giochiamo a pallavolo. E ogni anno c'è qualche new entry. Dal veneziano ecco il Volley Annia di Quarto d'Altino. Il 2 giugno il Veneto della pallavolo si trasferisce in Alpago. Abbiamo ricevuto l'invito quest'anno, c'è passa un'ottima opportunità di metterci a confronto con le altre società, visto che già di nostro partecipiamo a tutte le domeniche ad ogni torneo possibile. Era bello pensare di allargare i nostri punti di vista e metterci di punto di confronto con ragazzini, tra l'altro dal micro all'Under 18. Abbiamo portato ben 9 squadre, per cui bella giornata. Ad animare il torneo attorno ai numerosissimi campi di green volley intervengono da 5 anni gli amici di Cuore d'Arena. Il nostro ruolo importante ormai è diventato perché diamo supporto a tutte quelle società sportive come qui all'Alpago Volley Team in questa giornata per promozione proprio dello sport, ma soprattutto dei valori dello sport e dei valori della famiglia e anche del tipo sano, corretto e pulito. L'Alpago Volley Team, anima organizzatrice del torneo, è un punto di riferimento nel panorama pallavolistico bellunese. Prende parte a 6 campionati e si è dotato di una nuova sede. Le prospettive di ulteriore crescita adesso ci sono proprio tutte. Abbiamo utilizzato delle professionalità interne, che chiaramente sono in poche parole i papà e i genitori, i quali si sono attivati e hanno dato il loro meglio. Sarà la nostra nuova sede, viene dopo 3 anni di duro lavoro. Abbiamo acquisito dalla provincia uno stabile dismesso e l'abbiamo completamente ristrutturato per gli usi della società. Rinoceronte al capo 26.